Ricordiamo Giulio a 3 anni esatti dalla scomparsa. Spero che non sia, gli anniversari non diventino 30, 40 o 100, come purtroppo, senza verità ovviamente, come avviene purtroppo in questo paese, in cui tutti vogliono la verità ma nessuno poi la va a cercare veramente. Dobbiamo non dimenticare. Beh, questo sempre. È impossibile dimenticare. È una vicenda comunque stampata nella storia del XXI secolo, che purtroppo qualcuno vorrebbe dimenticare, anche da queste parti peraltro. Come dire, questa è una vicenda che è iniziata male nell'impostazione originaria, in cui alla perentorietà delle affermazioni vogliamo sapere tutto, eccetera, eccetera, è corrisposta una uguale e contraria incapacità di utilizzare dei mezzi per ottenerlo. Non so cosa vi devo dire di più. Roberto, anche il gesto comunque a Chiavari c'è, insomma le persone partecipano. Sì, partecipano e sono contento di vedere tanti ragazzi in sala, una cosa che non era affatto scontata, questo ci dà speranza non soltanto per ricordare Giulio, ma Giulio è il simbolo di tutti i diritti umani negati nel mondo, quindi è una battaglia civile che continua. È da portare sempre avanti anche con l'impegno della nostra gente qua. Assolutamente sì, il Tigullio ha dimostrato di avere una grande coscienza civile, soprattutto nelle scuole, nei giovani, dove la nostra associazione ha fatto un importante lavoro e quindi è il caso di insistere. Perché quel giorno, 5 anni prima, tutto era cominciato. Piazza Tahrir, la rivoluzione, la caduta del regime di Hosni Mubarak, il sogno di una primavera che si era trasformata nel suo contrario.